Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi andiamo a vedere una console portatile molto molto carina con tre cartucce, 4 con quella diciamo in dotazione. Neo Geo Super Pocket Neo Geo Edition. E te lo godi. Eccoci qua. Con tre cartucce. Cartuccia Worms Collection, cartuccia Pico Collection, cartuccia Gremlin Collection. Ok raga, io direi di andare e vediamo un po' questa console che è molto carina, anche le cartucce così sono molto fighe, sinceramente ne ho già messe altre nella lista QNDiana. Siamo qua nelle postazioni retro. Datemi un secondo ragazzi e andiamo. Allora, qua abbiamo la console, la portable console, molto bella, mi piace tantissimo, esteticamente è bellissima secondo me, però questo va a mio gusto ovviamente. Eccoci qua ragazzi, vai che ci siamo. Blaze Entertainment. E vediamo un po' sta console. Aspetta qua il volume. Oh. Eccolo qua. Molto bene. Abbiamo un po' di giochi. Alpha Mission 2, Blazing Star, Fatal Fury Spectre, scuso per le pronunce, King of the Monster, Last Resort, Metal Slug, Mutation, Overtop, Shutter Broad, Last Blade. Questa diciamo è quella in dotazione. Cominciamo ovviamente con Metal Slug. Che bello. Sono sposato ragazzi, è così, è ufficiale. Aiuto. Ho un raffreddore ragazzi. Ci siamo? Metal Slug. Ok. Possiamo andare? E possiamo andare? Press start. Ok. Vai andiamo. Scusate, perché ci siamo. Marco! Questa è bella, ok, saltiamo. E quale bomba le sprecate, ciao. Thank you. Thank you. Scusate ragazzi se ogni tanto mi perdo. No. No. Ce ne sono tante di versioni, però questo è bello perché è ufficiale. Con questo non sbagli. Thank you, thank you. Come diciamo è perfetto, come è molto fluido il gioco. Se lo vuole, proprio bella la console secondo me. Dai. Buono, ecco. Sono anche morto però. Che bello, che bello. Ok. Ha sempre il suo fascino Metal Slug, ma sono morto di nuovo. Che bello, che bello. Thank you. Vai, baby. 8. Cerchiamo di non fare 2 ore di gioco perché se no abbiamo 3 cartucce da guardare.
E si gode. Allora, abbandona il gioco, io abbandono. Poi qua dico overtop. Vediamo un attimo, questa è la carta, diciamo quelli che... sono i giochi, diciamo, già preinstallati, ecco. Mamma mia, sono già poche bombe, figli. Sono preso veramente con le mine. Oh yes. Neo Geo Max 3 Pro X, in inglese di padre lingua. Ma che andiamo. Vai. Push start. Accelerate. Va bene, andiamo a caso. Beh, col Ferrarino, ragazzi, col Ferrarino. Non ha il volume questa? Mi sembra strino, però. No! Mi sono ammazzato. Aspetta. Scusa, ricomincia. Non capisco se sono normali queste cose, speriamo di sì. Questo non ha il volume, però, forse. Boh. Boh, scusa, vediamo. No, il volume va, quindi è questo che è rimbambito. Vediamo questo. Mamma mia. Ok. Ok. Dai, andiamo. Dai, League Mode. Italy vs Germany. Dai, va bene tutto. Dai, però. Ok. Kick off. 8. Stavo già giocando. Attenzione. C'è anche il fuori, raga. Bello. No, ma vaffancuore. Cos'è? 8, roba nostra, si gode. Dobbiamo caricare per la potenza del tiro, credo. No, bello. Grande portierone. E ora prendiamo la palla, però. No! E c'è il gol della Germania. La Germania robotica la mette in vantaggio. Deutsch. Kick off. Bello. Dai, tira! Non ci credo. Come cazzo l'ha presa? Bello. Dalla però. Siamo un po' pippe, siamo. La palla è fuori, però. Niente, la prendono sempre loro. I Panzer tedeschi. E questo è il gioco du calcio. Lasciamo vedere altre cartucce. Andiamo a vedere Worms, gioco che ho amato in maniera devastante. Ci ho giocato non so quanto, soprattutto su PC, ovviamente. Lo inseriamo dentro, che è sempre bello. E andiamo. Aiuto. Abbiamo scelte tra Neo Geo e Evercade. E abbiamo i giochi Worms Armageddon, Worms Blast. Vediamo l'Armageddon. Andiamo Worms Armageddon. Cioè,
Questo è uno dei giochi più incredibili della storia, secondo me. Mi piace troppo. Mamma mia. Allora, va bene, ciao. Single player. Computer. Loading. Plaza wet. Plaza wet. Mi ricordo da piccolo mi gasava. Ai ai ai. Tra poco, raga, si ritorna anche al lavoro. Non lo voglio. Scusa? Ok, questo è il PC. Sta pensando il porco. Comunque sta console la consiglio per tutti quelli che amano, diciamo, il retro gaming e appunto portatile. E qua parliamo anche, insomma, di... Oddio. No! Aia! E qua parliamo anche di... Come si dice? Console ufficiali, quindi non... Aspetta. Oddio, tocca a me. Tocca a me, tocca a me. Attento come... Io sono famoso. Aspetta. No! Ho sbagliato il tasto. Siamo morti entrambi, però. I tasti, Kuma, i tasti. Siamo morti entrambi. Vabbè, si gode, si gode, si gode. Vediamo cosa fa il porco. Vediamo cosa fa. Ma l'iconicità di questi giochi sono incredibili. Si sta creando un buco? Oh, oh. Guardi! Ci siamo? Elise. Tocca a me, attenzione, ne ho uno anche vicino. Allora, cerchiamo di capire i tasti. Allora, questo salta, eviterei. Salta così. Miriamo. Devo capire però... No? Ah, ok. La bombetta, dov'è la bombetta? Ok. No, di là, sono un coglione. Ecco. Io ho perso quanto, lui quanto? 75, ecco. Che bello essere pippe. Ragazzi, questo comunque è un gioco troppo iconico, troppo bello. Le vocine, i vermetti, le bombe, fare le cappelle con gli amici e morire da soli, cioè sono cose pazzesche. Ed è bello averlo in questa edizione anche così. Ce lo godi, tanto per noi collezionisti per buttare via un po' di soldi, però la console è molto bella e valida secondo me. Adesso vediamo un'ultima giocata. Dai, muori da solo. Cosa fa? Ah, chiaramente mi va a ammazzare. Sì, lui è intelligente, non come me. Aia. Non mi ha ammazzato tanto, però, dai. Pensavo peggio, pensavo peggio. Guardi. Attenzione, però. Aia. Non cadere. Che sboccio. Chicken mi ha inchiappettato, chicken. Dove vado? Aspetta. No! Sono in un vicolo del... Aspetta un attimo. No! No. C'è il teletrasporto. Kamikaze. Un attimo. Teletrasporto. E ci mettiamo, però qua è un rischio. Chi tocca dopo? Vabbè, faccio la cappella, tanto mi ammazzerà lui, però... Vabbè, pazienza.
Comunque per far vedere un po' il gioco. Vediamo come mi ammazza. Dai, cosa devi pensare? Tirami la bombetta e scappa. Fa un bel kamikaze. Kamikaze. Mario. Fire punch. Sbordo, sì, vabbè, perfetto, mia mamma, vabbè, affancuore. Ormai siamo finiti, ragazzi, siamo finiti. Proviamo, vaneggiamola completamente, andiamo di... dov'è? C'è il missile, proprio quello bello, bello cazzuto. Vai. Qua. Ma perché? No, vabbè. Devo un po' allenarmi, ragazzi. Andiamo a vedere un altro gioco, va. Andiamo a vedere questa cartuccia con la Gremlin Collection, che c'è tanta bella robina, tra cui 2 giochi soprattutto. Abbiamo Actua Soccer e Premier Manager 97. Cominciamo chiaramente da Actua Soccer. Gioco che ho giocato tantissimo su PlayStation 1. Allora, English. Actua Sport. Va bene. Gremlin Interactive. Ok. Possiamo selezionare il nostro team loading. Ok. Friendly. Se giocare Actua Soccer così te lo godi, però. Vai, no. Simulation. Start. Andiamo con l'Italia. Versus. Facciamo una partita un po' esotica. Italia-Uruguay. No, aspetta, ma... non mi ricordo più un cazzo. Va a caso? Ah, perché... ok, ha fatto la Lega. Ah, bello, così vediamo anche questo, ok. Ah, proprio una Lega che sbozza, robe grandi. Galles-Tunisia. Vince il Galles. Quando giochiamo noi? Ho sbagliato... no, aspetta, però, ok. Possiamo fare un amichevole, tranquilla? Niente. Posso tornare indietro? Ricomincia, grazie. No, perché ci metto 3 ore, se no, fioi. Yes. Eccoci qua. Allora, selezioniamo. Vai. E andiamo. Mamma mia. Vediamo come si gioca, poi vediamo l'ultima cartuccia, che è questa, che c'è i giochi olimpici anche estivi, invernali, un po' di sport. Dovrebbe essere qua. Hello. Guardalo, questo è sempre PlayStation 1 se non erro. 3, 2, 1. Oddio. Questo non l'ho mai giocato. Oh, ma niente male graficamente per l'epoca. Cioè, te lo godi, ci sta, siamo nostalgici noi. Aia. Occhio, fioi, sto 4. Oh.
Non cappellare Kume, grazie. Siamo ancora a un lap di 3. Aia. Sono qua gli avversari. Il livello sembra facile. Ma che roba! Che abbu. Aia, però probabilmente ho problemi. Mi sborogo coppa. Ma quanto dura un giro? Cazzo, forse... Chulaps. Dai fiori, dai. Che stiamo volando adesso. Porteremo a casa il risultato? Devo stare attento però. Okay. Ho i ponti che sono sempre croce e delizia comandiana. Musichetta a casa comunque. Occhio. Non devo giocare, sennò è finita. The finish. Porca miseria. E siamo vicini all'ultimo giro, teoricamente parlando. Siamo ancora primi. Aia. Final lap. Siamo al classico final lap comandiano. Dura più di un minuto un giro. E involati come verso l'Eternity Glory. Aia. Dai che ci siamo. Dai che la portiamo a casa. Faccio vedere un po' di giochi così, un po' a caso. Questo non lo conoscevo, per esempio. No, che ho sbagliato. Merda, no. Aia. Occhio. Dai che manca poco, sono sempre stato in testa, non possiamo perderla adesso. C'ho sui punti, un gioco di rally, un gioco di 4x4, un gioco di non so cosa. E si va a vincere race over. Finito. E va a vincere il Kume. Dopo il grandissimo gol tra Italia e Olanda c'è anche la prestazione sublime in questo gioco. Godo. Buono ragazzi, andiamo a vedere l'ultima cartuccia, qualche gioco dell'ultima cartuccia. Grazie. Buono raga, andiamo a vedere gli ultimi due giochini. Vediamo Winter Challenge. E vediamo com'è questo gioco. Eccola qua. La cartuccia. Vai che andiamo. Allora, train. Facciamo un train così. Vai. Mi insegnerà a giocare. Go. Sì, ma se non mi insegni i tasti. Allora. No. Ma se non mi insegna a girare. Che abbueo. Vai.
Allora, fammi capire. Ok. Boh. Non è proprio semplice la cosa. Ok. No, gira stronzo. Vai, 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 che non manca tantissimo. Gira, gira, gira. Ma quanto epici sono sti giochetti. No! Vado lento, 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 lento. Siamo lenti in questa libera. Occhio, non morire, non morire. Sono andato fuori. Le dura, le dura, le dura, le dura, vaffanculo. No, vabbè, addirittura il biathlon. Però se non mi dai... Se non mi dai i tasti, io come cazzo faccio? L'energia sarà così? Boh. È un po' difficile da capire. Dai, vecchio, su. Dai, 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 dai. Vai. Ah, ok. Devo far sempre così, che cazzo. Bravo, Cuba. Voglio capire come si spara, però. Vai. Ah, sono coglione. Sono coglione. Sono coglione. A uno l'ho messo. Penalty che sbaglia. Va bene, grazie. Bello, comunque fatto bene per l'epoca. Bravi, bravi, bravi. Andiamo a vedere. No, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. Pico. Il signor Pico. Ah, Pico Collection, d'altronde ci sta. One player. Vediamo a sto punto. Solo. Vai. Stage 1. Possiamo andare? Guarda lì, ecco. Sono partito benissimo. Para 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 para. Ma vaffanculo. Ah, così si scalcia, ok. Ah, che pippa. Siamo sesti, però che bello, su 6. Te la godi, te la godi, te la godi. Devo prendere i soldi, però. No, vabbè, bello. Giocando lì così è difficile capire. Qua abbiamo basketball. Bella. Phoenix Brooklyn. Bello. Scusate. Ed è schiaccione. Schiaccione beffardo. Ecco, bella sta difesa.
ma la di Phase Rover. Ah, io ne ho uno, bella, e si va. Buono, questo è il basket, però ve lo farò vedere. Se no era molto veloce. E lei invece le Summer Challenge. Vai. Olimpiadi invernali e estive. Vediamo. Vai. Fall start. Bravo, bravo. Go, go, go. Come cazzo si salta? Però non lo so, non lo so. No. Non si salta così. Sì, ma dammi i tasti. Dio madonna. Vai. Neanche così. Va in quote, va in culo. Come si salta, come si salta, come si salta. Ah, ok. Ecco questo, ma... Bravo Kuma. Proviamo un'altra volta. Faccio vedere così, ragazzi, non è molto veloce, perché bisogna un attimo capirli i giochi prima di giocare. Go, go, Kuma, go. Ma porca puttana, salta però! E salta. Allora, l'ultima volta. Ma sono un coglionazzo, insomma. Con questo si salta comunque, ok. Bella! Che abbuea. Vabbè, ho capito comunque. Si salta così. Proviamo. Tiro con l'arco, dai, che forse è più semplice. Go. Guarda che bello però. Dai, te lo godi. No. Bello. Sì, ma... Ah, forse devo tenerlo schiacciato. Ok. Godo. Godo. Che bisogna tenerlo schiacciato, se no è un po' difficile. Bello. Non vedo vento, mi pare, ma... Madonna, che tiri. Facciamo l'ultimo. Fatto sarebbe ultimissimo, ho fatto 0-0 su tutto. Sul primo. Boom! Dai, abbiamo capito, questo abbiamo capito. Bravo, Cubo, bravo, bravo. 73. Buono raga, questo insomma è il Neo Geo Pocket. Adesso facciamo una visuale un po' di tutto l'ambaradam. Eccoci qua raga, questa è la visuale completa, le 3 cartucce, la console portatile, la scatoletta e basta insomma raga. Qua siamo sempre nella postazione portatile, sì, portatile, la postazione retro. E niente raga, un saluto dal commendone veneziano. Prossima console che voglio portare, che la vediamo nel dettaglio con calma, è il Game Gear preso appunto all'addio al celibato Cumendiano. Ciao!